Buongiorno, ben ritrovati, un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Andiamo a Maniago, dove è in fase di realizzazione una struttura sanitaria di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. Avrà 4 posti letto e sarà inaugurata a dicembre. Ne abbiamo parlato con il direttore generale di ASFO, Joseph Polimeni. Oggi un'importante novità per quanto riguarda una struttura che state realizzando a Maniago. Di che cosa si tratta? Ma si tratta di una struttura che, diciamo, con un acronimo individuato col termine REMS, fondamentalmente è una residenza per l'esecuzione della misura di sicurezza. Sono delle residenze che sostanzialmente che hanno nel tempo preso il posto dei chiusi e dei superati OPG che c'erano un tempo in Italia e che garantiscono la cura e la custodia di soggetti che pur, diciamo, in qualche modo, essendosi resi autori di reati, vengono però, diciamo, in qualche modo non imputabili perché diciamo, avevano comunque un'incapacità di intendere e di volere, sono comunque socialmente pericolosi. La pericolosità sociale si configura anche nella prospettiva e capacità di essere recidivanti diciamo, per quanto riguarda il loro comportamento. Quindi sono evidentemente soggetti che devono essere particolarmente attenzionati in strutture però che garantiscono alcuni standard di cura e di custodia e di assistenza. Dove verrà realizzata questa struttura? Quante persone potrà ospitare? Quali sono i tempi? Guardi, allora, la struttura è già presente in via provvisoria a Maniago con 2 posti letto. Noi andremo fondamentalmente ad un raddoppio dei posti letto e anche ad una rivisitazione complessiva del percorso di trattamento riabilitativo individuale, che è un'area anche accessoria importante che completa la REMS per quei soggetti che hanno, diciamo, obblighi meno afflittivi rispetto al soggetto che deve essere ricoverato in REMS. La struttura è a Maniago e verrà attivata, inaugurata già nel dicembre diciamo, di quest'anno. Ecco, si tratta di una struttura all'avanguardia rispetto ai vecchi ospedali psichiatrici che abbiamo in mente, diciamo. Ma i vecchi OPG, i vecchi ospedali psichiatrici giudiziari sono stati chiusi con una legge dello Stato negli anni 2000 e dal 2015 nessun soggetto viene più recluso all'interno degli OPG. Evidentemente c'è bisogno di garantire a questi soggetti, che sono soggetti che hanno caratteristiche ben specifiche, una residenzialità ad hoc. Alla Tisana quasi 10.000 persone hanno ricevuto il vaccino anti-Covid grazie all'hub allestito negli spazi della scuola. Soddisfazione da parte dei sanitari per l'adesione, ma anche da parte degli utenti per l'accoglienza e l'organizzazione. Un bilancio molto positivo, non solo per la fluidità dei percorsi, per il grande impegno dei professionisti, dei volontari, dell'amministrazione comunale, ma per soprattutto la grande soddisfazione da parte dei cittadini, perché hanno ottenuto un servizio rapido, veloce, in sicurezza, perché ovviamente l'appropriatezza e la sicurezza del percorso sono fondamentali e credo che abbiamo veramente posto le condizioni per dare un servizio buono, ecco, e soddisfacente. Quante sono state le persone vaccinate in questi 3 weekend? Circa 2000 per ogni seduta vaccinale, eccetto 2 giornate in cui le vaccinazioni sono state 500, quindi metà del programmato, proprio correlate alle forniture dei vaccini. C'è stata qualche persona che all'ultimo momento ha deciso di non eseguire il vaccino? Sono accaduti questi eventi, ma abbiamo comunque dato risposta, nel senso che noi disponiamo di liste di riserva dalle quali peschiamo per proprio consentire l'utilizzo massimo delle dosi vaccinali e non perderne neanche mezza. Ecco, questo è stato un impegno molto importante. Spazi ampli, ampio posteggio, molti volontari, uno spazio ideale la scuola per eseguire questo tipo di attività. Senza dubbio i 3 fine settimana hanno decisamente confermato la scelta appropriata del luogo e devo dire che come valore aggiunto lo spirito che si è creato
di gruppo tra gli operatori sanitari, i volontari CRI piuttosto che Protezione Civile e gli amministratori locali è stato veramente molto grande, molto importante, ed è l'elemento che ha permesso un raggiungimento così eccellente, ecco, dell'intero processo vaccinale. Da che paese sono arrivati gli uomini e le donne che si sono sottoposti al vaccino in questo hub? Giungono dai paesi limitrofi alla Tisana naturalmente, ma anche dell'area est della Bassa Friulana, quindi piuttosto Palmanova piuttosto che Cervignano, qualcuno anche diciamo dall'area udinese, però prevalentemente insistono nella Bassa Friulana. Dovremmo essere pronti per collegarci con la nostra Isabella Gregorato, che ha seguito per noi la conferenza stampa di giunta a Udine. La vedo già pronta con il vice sindaco. Allora, a te la linea, Isabella. Buongiorno Alexis e buongiorno ai nostri amici telespettatori. Sono come hai già anticipato tu Alexis, con il vice sindaco di Udine Loris Michelini, che oggi ha dato una novità importante, una novità che era comunque anche tanto attesa dagli udinesi, che un tempo frequentavano, parlo di tanti anni fa, gli ambienti sottostanti a Palazzo Daronco, dove c'era una discoteca, no? Che era usufruita soprattutto di domenica pomeriggio, il sabato pomeriggio, tante feste per i giovani, per noi giovani di allora. E adesso che cosa avete intenzione di fare? Perché lì è tutto abbandonato. Sì, purtroppo è rimasto abbandonato tutto il sotterraneo di questo palazzo per moltissimi, non so, penso che siano più di 20 anni, più 20-30 anni, ecco. Abbiamo deciso di investire dei soldi per ristrutturarlo, quindi la parte edile verrà rifatta completamente, anche i pavimenti, perché ovviamente sono rimasti quelli che erano un tempo, per poterli adibire a luogo che può essere archivio, che può essere utilizzato in varie maniere, non certamente come uffici pubblici perché siamo nei sotterranei. Però verranno rifatti completamente gli impianti idrotermico-sanitari, verranno fatti gli impianti di sicurezza e soprattutto verranno rifatti completamente gli impianti antincendio, che sono in questa fase, in questo periodo molto importanti. Hanno un loro costo, infatti il costo complessivo dell'opera si aggira sui 350.000 euro, però chiaramente sono lordi, nel senso che poi andranno a fare sia la gara di progettazione vera e propria, perché oggi abbiamo approvato il progetto di fattibilità tecnica, poi verrà fatta una gara a giorni di progetto definitivo esecutivo e poi ci sarà una gara sui lavori, una gara in cui crediamo anche di avere un forte ribasso che ci permetterà di ulteriormente investire nella parte sotterranea per poter utilizzare anche in più svariate forme quello che è un sito abbastanza grande. Perché che area copre? Tra l'altro poi lì bisognerà pensare a un suo utilizzo pubblico, utilizzo per, abbiamo detto, per archivi, ma ci sono tante possibilità. Diciamo, adesso il progetto prevede la divisione in tre grandi, diciamo, strutture. Perché tre? Perché ovviamente in questa fase dobbiamo vedere anche quello che possono essere gli utilizzi immediati, quindi ripeto, una parte può essere sicuramente sgravata da tutti gli uffici che sono pieni di archivi e cose, anche se adesso andiamo verso la digitalizzazione, però ci sono delle cose che devono rimanere. E quindi potrebbero essere in questa fase sgravati gli uffici, che abbiamo bisogno di spazio, soprattutto adesso che c'è il Covid, ma comunque avremo bisogno sempre più di spazi, divisi in tre grosse strutture. All'interno di queste tre strutture poi verranno ricavati parte uffici, parte archivi, parte... Ci stiamo organizzando. Senta, vice sindaco, le strappiamo la promessa per poter andare a visitare magari prossimamente e vedere lo stato di abbandono di questi sotterranei? Glielo chiedo in diretta.
Allora, a parte sì, io posso chiedere chiaramente al datore di lavoro, agli uffici, perché adesso come adesso non è in pratica agibile da un punto di vista pubblico. Potremmo fare, magari nell'occasione prima, appena completato il progetto definitivo, potremmo andare a vedere prima che inizino i lavori. Abbiamo strappato la promessa in diretta, mi raccomando. Senta, al di là dei lavori appunto di Palazzo d'Aronco, ci sono anche in programma asfaltature di tante strade in diverse zone della città. Ecco, adesso noi abbiamo in corso 3 lavori di asfaltature, di 1,5 milioni in pratica di asfaltature, specie nelle zone periferiche, che sono tantissime ovviamente, e in una di queste, con il ribasso d'asta, abbiamo pensato di incrementare alcune di queste zone, per esempio via Eritrea e via Asmara, che non erano previste. Che sono nella zona est, Pepest. Sì, nella quartiere Aurora, zona Pepest, e così andiamo a completare quella che è poi quasi, non dico tutto, ma abbiamo fatto parecchio, abbiamo investito parecchio nel Pepest. Poi andiamo a fare completamente via Gonars, che non è solo gli uffici operativi della NET, ma c'è il nuovo canile, quindi c'è un traffico di un certo tipo che attualmente è dissestato. Quindi tutto via Gonars verrà riasfaltato. E poi ci sono degli interventi di messa in sicurezza richiesti dai cittadini in via Salluzzo, ad esempio, per gli attraversamenti pedonali. Lì è pericoloso, è una zona di grande passaggio. Sì, sia via Salluzzo che via Torino. Via Torino tra l'altro è stato fatto appena da poco, completato la parte della rete fognaria. Ci saranno gli attraversamenti pedonali sia in via Torino che in via Salluzzo, perché quello che conta a un certo punto è anche la sicurezza dei cittadini, quindi la sicurezza dei pedoni, gli attraversamenti pedonali, soprattutto il rifacimento in un determinato modo è necessario. Lo stiamo facendo un po' dappertutto. Bene, ringraziamo il vice sindaco di Udine, Loris Michelini. Se volete poi magari posso riprendere la linea, perché ci sono ancora un paio di novità e che i diretti interessati in questo momento stanno parlando. Restituisco la linea allo studio. Certamente Isabella, grazie. Subito dopo la pubblicità ti daremo la possibilità di ritornare in diretta, quindi a tra poco. Bentornati a Da Voi la Linea, nuovamente ci colleghiamo in diretta con la nostra Isabella Gregorato per altre novità dalla Giunta Comunale. A te la linea. Grazie Alexis, sono con l'assessore alle attività sportive Antonio Falcone. Oggi si è parlato di campi di padel, una novità per quanto riguarda la gestione, perché sarà praticamente realizzato con fondo pubblico. Invece nelle altre regioni lo sport, l'attività sportiva è gestita e gli impianti vengono creati da privati. Sì. Assolutamente corretto, cioè, questo qua è una tipologia di sport che movimenta parecchio denaro, mettiamola così. Perché adesso è il numero 1, è più richiesto. In questo momento è proprio quello che è il più gettonato, considerato, e va detto che assolutamente i privati, che sono molto attenti anche all'indotto economico, oggi sono i primi a realizzare questo tipo di strutture. Tant'è che oggi appunto abbiamo approvato lo studio di fattibilità preliminare del piano economico dell'impianto, che verrà realizzato nella parte confinante con l'impianto in Via del Maglio, con l'impianto quello del rugby, sì. Perché noi abbiamo la parte riguardante il tennis e la parte riguardante il rugby. Verrà implementato in questa parte di verde pubblico che in questo momento era
c'era un grosso dosso che veniva usato come tribuna per il rugby, ma non utilizzato, e oltretutto gravava di un sacco di manutenzioni da parte proprio dell'associazione. Quindi voi realizzerete i 2 campi proprio in quel punto lì, sì, dove c'è questo dosso? Sì, nel verde verranno impiegate verrà una copertura di ultima generazione, termoresistente sia al caldo che al freddo, quindi, e soprattutto che garantirà una durata più o meno di 30 anni. Quindi l'opera... Quindi una tensiostruttura. Sì, una tensostruttura, sì, assolutamente, con nuovi materiali, attenti quindi sia al freddo che al caldo, per far sì di poter fare degli allenamenti col massimo del comfort. Costo dell'opera? Il costo dell'opera, allora i campi di sé per sé si aggirano intorno ai 200.000 euro. Purtroppo dove verranno ubicati sono lavori da fare, quindi arriveremo intorno ai 450.000 euro, sperando anche di alcuni ribassi, assolutamente. Ringrazio l'assessore allo sport Antonio Falcone. Ho visto che sta arrivando anche l'assessore Fabrizio Cigolot, l'assessore alla cultura, per darci gli ultimi aggiornamenti, le ultime novità. Buongiorno assessore, buongiorno. Ecco, quali novità si prospettano? Per i nostri musei, per le... Sì. Ecco, come sapete, il decreto legge che fissa le riaperture da quando siamo in zona gialla, cioè da ieri, è stato emanato il 22. Adesso abbiamo definito con gli uffici il percorso di riapertura, e gli uffici e anche la cooperativa che gestisce i servizi museali, perché tutto il personale in cassa integrazione, riapriremo martedì della prossima settimana, il giorno 4, riapriremo con orario di apertura ampio, quindi 10-18, nel fine settimana, venerdì, sabato e domenica, orario pieno, sia del castello sia del Palazzo Giacomelli, la sede del Museo Etnografico Friulano. In più il castello lo apriremo anche dalle 14 alle 18. Non abbiamo le scuole, non abbiamo le gite, abbiamo un turismo molto limitato. Apriremo il pomeriggio il castello nei giorni di martedì e mercoledì e giovedì. In più, per favorire l'accesso, abbiamo anche deciso, su proposta anche del signor Sindaco, di consentire l'ingresso gratuito in tutte le giornate di mercoledì. Per la prossima settimana potremo visitare in castello non solo la mostra sugli antichi abitatori delle grotte in Friuli, ma anche una nuova mostra che la Triennale dell'Incisione presieduta dal professor Giuseppe Bergamini proporrà di antiche stampe e disegni della città di Udine e del Friuli a partire da venerdì mattina. Senta, mi tolga una curiosità, per quanto riguarda Casa Cavazzini a che punto siamo? Sì. Perché dentro c'erano i lavori per poter ospitare il grande evento. Esatto, i lavori ci sono, stanno proseguendo secondo il programma previsto dalla direzione e dall'amministrazione, finiranno verso la fine di giugno e i primi di luglio, dopodiché inizieranno gli allestimenti per la mostra che sarà aperta a metà ottobre, mostra che come tutti sanno ormai vede come direttore artistico Don Alessio Geretti. I prestiti sono stati confermati, cominceremo appena finita la fase edilizia e di sistemazione impiantistica della sicurezza e tutto quello che abbiamo previsto di Casa Cavazzini per farne veramente una grande sede museale, i lavori di allestimento, e quindi Casa Cavazzini per il momento non è accessibile. Bene, ringraziamo anche l'assessore alla cultura Fabrizio Cigolot, ringrazio Fabio Di Bernardo per le riprese e restituisco la linea allo studio. Grazie a te Isabella. Sopralluogo sullo Zoncolan ieri per l'organizzazione delle tappe friulane del Giro d'Italia, per l'organizzatore delle tappe friulane del Giro d'Italia Enzo Cainero. La strada fino a quota 1700 metri è stata liberata, ma resta il nodo tifosi. Enzo Cainero, a una settimana di distanza procedono i lavori, insomma tanto è stato fatto, siamo arrivati fino qui con l'auto oggi per un nuovo sopralluogo. Ora che temi si affrontano, cosa si va a preparare come prossimi passi? Hai sottolineato giustamente il gran lavoro che è stato fatto, faccio i complimenti a tutti quelli che sono intervenuti. Avete visto salendo ai lati barriere di neve, il che vuol dire che si è affrontato tutto con decisione. È necessario perché i tempi sono molto stretti, il clima di oggi ci fa tornare all'inverno e sta nevicando, per cui adesso nascono tutti i problemi organizzativi che affrontiamo dopo aver preso visione di quello che è lo stato delle strade.
La cosa principale è capire quanta gente potrà salire sullo Zoncolan, ma anche quanta gente riusciremo a sopportare in una situazione come questa, per cui si preannuncia un lavoro molto delicato di individuazione di questo numero, sia sotto il profilo Covid, ripeto, che sotto il profilo logistico. Non mi sbilancio, dico solo che andremo avanti a fare delle verifiche, perché certamente i 30-50 mila persone che pensavamo non ci possono comunque stare. C'è un range però di persone previste da A, cioè c'è una previsione che si fa dalla più rosea all'ipotesi invece più negativa, o no, o ancora non si può capire? No, io all'ipotesi più negativa non ci voglio pensare, cioè che sia precluso l'accesso su questa montagna, perché questo Zoncolan senza gente, senza persone, mi sembra un'offesa allo sport più popolare che è il ciclismo, però evidentemente ci adegueremo a tutte quelle che sono le normative. Io avrò fra tutti i servizi, personaggi, 1 migliaio di persone. Quante spero di aggiungerne? Da 3 a 5 mila in più, perché oltre non credo si possa andare. C'è un problema infatti poi anche di liberare anche queste zone più alte della neve, i prati stessi, anche laddove si libererà comunque le auto ovviamente potrebbero incontrare delle difficoltà perché il terreno sarà zuppo e quindi insomma bisognerà pensare a tutti questi dettagli. Sicuramente, sapete quello che è stato il 2003, quando avevamo tutti i prati pieni di gente, di tende, di ammassamenti di persone che festeggiavano, non sarà più ripetibile per evidenti esigenze. Quello che ritengo sia pensabile è cercare di frazionare la gente, dobbiamo dare determinate garanzie a chi opera qui commercialmente, ai residenti. È un lavoro non semplice, ecco, ma lo Zoncolan è così bello che si può lavorare per lui. Quello che è stato fatto l'anno scorso sul Monte di Muris avrà qualcosa di simile come esperimento? Sì, sicuramente sarà più o meno simile, meno codificato però, perché qui non è possibile, qui siamo in una situazione diversa, però il concetto è quello e diciamo che operiamo contingentati. Necessità fa virtù, le cose difficili vanno risolte. Gli accessi quindi saranno chiusi, questo possiamo dirlo, nel senso ci sono 3-4 accessi volendo allo Zoncolan. Diciamo che l'accesso di Ovaro è chiuso anche perché è sommerso dalla neve, le gallerie sono sommerse dalla neve, anche per quelle giornate ci saranno e impediranno assolutamente di poter passare di lì. L'accesso da Lauco credo sia impossibile praticarlo, ci sarebbe la salita di Priola ma verrà chiusa, per cui si sale solo da Sutrio e anche qui vedremo in che modo, in che forma, in termini di orari e di disponibilità di parcheggi, soprattutto nella zona e nell'area dell'eliporto. Qui stiamo parlando di Zoncolan, però già c'è tanto lavoro, oltretutto saranno 3 giorni di giro e c'è anche la Grado Gorizia, c'è anche la partenza da Sacile e ci sono anche tutti gli eventi collaterali ai quali stai pensando, quindi insomma il tempo stringe. Questo sorriso ci dice tanto. Guarda, povero mio papà mi diceva fruit pa il biglietto che tu spindis di mancul, ed è vero, ed è sacrosanto, quindi però la passione è tanta, è molto difficile, è molto laboriosa, ho bei gruppi di persone che mi aiutano come quelli che mi hanno aiutato qua, perché bisogna fare squadra e cercheremo di andare avanti. Ti chiedo solo le criticità per quanto riguarda poi anche la tappa Grado Gorizia, nel senso c'è ovviamente il tanto atteso anche passaggio e il coinvolgimento della Slovenia, anche questo cosa comporta? Ma la Slovenia è al top adesso del ciclismo. Se ci fosse stato Pogacar o Roglic al Giro avremmo avuto metà Slovenia lì sul circuito. Loro sono molto, molto impegnati. Mi chiamano spesso, io vado lì spesso, mercoledì prossimo ci sarà la prova delle polizie slovene e italiane che si scambiano durante il passaggio e sarà una giornata molto importante perché lanciamo anche qui Gorizia e Nova Gorica, capitali europee, e quindi bisogna fare, ci saranno tante attività, è molto ma molto
però stimolante. Dico questo perché lo faccio molto volentieri per l'Isontino, che avevo un po', non dico trascurato, ma insomma non avevo privilegiato nelle mie scelte. Grazie all'amico Edi Reia siamo riusciti a individuare questo percorso che è anche tecnicamente molto bello. Siamo in chiusura, vi ringraziamo per l'attenzione. Prossimo appuntamento con informazione alle 16:30. Buona giornata.